dato dei contagiati è 98 contagiati, però è bene dire che è un dato positivo per noi, assolutamente positivo, perché abbiamo avuto un incremento minimale rispetto a ieri di 10 unità, il che significa che questi 98 contagiati sono, prima di tutto, più della metà sono asintomatici. Sono persone che semplicemente sono positive ai famosi tamponi fatti, abbiamo fatto 5.300 tamponi. Dall'altro c'è l'altro dato super positivo, che non abbiamo in questo momento una crescita esponenziale come prevista dagli algoritmi, ovvero sembra che il contagio sia un contagio sufficientemente circoscritto in questo momento. Questo ci fa ben sperare, prova ne sia che vorremmo anche tornare velocemente alla normalità revocando l'ordinanza, o meglio non reiterando più l'ordinanza che scade domenica. Adesso vedremo di capire, fermo restando che poi c'è bisogno sempre di fare un presidio sanitario. Prova ne sia che qui anche l'assessore vi darà anche un aggiornamento sul fronte dei pazienti che abbiamo in cura. Sui 98 casi che diceva il Presidente, oggi abbiamo 27 ricoverati, 8 nelle terapie intensive di Padova e Venezia e Mestre, e poi gli altri in malattie infettive. Tutti gli altri sono a domicilio asintomatici. Ricordiamoci che ci sono già state anche 2 dimissioni. Anche la bambina, insomma, di Padova è asintomatica a casa e lì abbiamo provveduto come da cautela per la chiusura della scuola per i prossimi 15 giorni e la sorveglianza attiva per quanto riguarda la classe in cui la bambina, insomma, la classe da bambina frequenta. Come diceva il Presidente, da un punto di vista sanitario tutti gli ospedali sono attivi e quindi continuano con la normale attività. Dove ci sono stati episodi, pensiamo a Venezia piuttosto che a Treviso, c'è stata le operazioni di sanificazione, di spostamento del personale, se personale contagiato e quindi personale che oggi è in isolamento a casa, mentre rimane il discorso legato a Schiavonia, che l'abbiamo detto fin dall'inizio. Schiavonia, essendo il primo caso, è stato chiuso, quindi non c'è stato nessun accesso nuovo di degenza. Tutte le operazioni sono andate nella direzione di smistare i pazienti e renderli operativi presso altri ospedali. Questa è la situazione dal punto di vista sanitario. Abbiamo, come diceva il Presidente, previsto un'assunzione in emergenza di medici, sanitari e OSS all'interno soprattutto delle strutture, quindi Padova, Treviso e Venezia, che oggi stanno soffrendo di più e che hanno più problemi. Sì, guardate, io penso che le scuole possano tranquillamente riaprire per quel che ci riguarda, a meno che non ci sia la comunità scientifica che ci dice che ci sia un pericolo incombente. Poi è pur vero che, vorrei ricordarlo, questa è un'influenza, anzi scusi, è una psicosi mediatica a livello internazionale. Prova ne sia che dopo poche ore dai casi veneti e lombardi eravamo su tutte le home page e su tutti i giornali a livello internazionale, perché poi questa è la verità. Non è l'ordinanza che fa pubblicità. L'ordinanza veneta, peraltro, voglio ricordare che chiude chiese, cinema e musei e discoteche, non abbiamo chiuso gli esercizi pubblici come è accaduto magari in Lombardia, per cui noi siamo proprio il termometro del fatto che, pur avendo un'ordinanza blanda, i treni sono vuoti, ma non abbiamo chiuso i treni. Da lunedì si riapre tutto? Ma io spero proprio di sì, spero che si possa provvedere a ripartire e a partire normalmente, fermo restando che non si chiudono gli ospedali, perché continueremo a praticare le cure, perché noi siamo qui per questo. Che forse questo è il primo virus che vive la pandemia digitale, è un virus che peraltro ha avuto una preparazione per 2 mesi di video provenienti dalla Cina, molti fake, molti video falsi, tipo quel video che tutti hanno visto della raccolta dei morti per strada. Ecco, se qualcuno pensa che sia vera quella roba lì, vuol dire che forse non ha ben capito che video stava vedendo. E questi video purtroppo hanno allarmato moltissimo la popolazione. Non è arrivato il coronavirus, ma è arrivato il coronavirus dalla Cina.